Centrale all'arcoveggio per cavalli di 3 anni sulla distanza del miglio, sono in 7 al via. Averla Jet, Applewise AS a trazione, Americ Clemar, Anastasia Trio, Attalo in prima fila, Aleandro ZS in seconda. I favori sono per attrazione numero 3 Antonio Di Nardo, alternativa principale Aleandro ZS, poi Applewise AS. In avvio la velocità di Applewise S che conquista la corda e cerca di... sbaglia invece a trazione per una breve incertezza, ma rimane a una quarantina di metri dalla testa. E così Applewise nei confronti di Averla Jet, terza posizione per Americ Clemar all'esterno, avanza subito Aleandro ZS, mentre più indietro c'è Attalo con all'esterno Anastasia Trio. La trazione a una trentina di metri ora dalla testa, l'errore in avvio le è costato abbastanza, diciamo, dal punto di vista metrico, anche se lei parte piano, una trentina di metri sicuramente. Applewise comunque al comando dopo i primi 600 metri di gara, all'esterno Aleandro ZS che va a impegnare la leader. 46,2 per i 600. Fin qui si è marciato a ritmo comunque tranquillo e anche a trazione può recuperare, ora in terza pariglia, e segue direttamente le mosse di Anastasia Trio che invece copre Averla Jet, poi Americ Clemar e Attalo. Tanto 1 minuto e 9 decimi il passaggio di 800, 14,7 davanti alle tribune, insiste Aleandro ZS, il chilometro se ne va in 1,15,9 da parte di Applewise S che si mantiene in vantaggio ma attacca con estrema decisione Aleandro ZS a 500 dal palo. Cavalli all'attacco della curva conclusiva, un parziale ora in 14,6. In vantaggio è sempre Applewise. Aleandro si impegna. Numero 6, lungo la corda Attalo, c'è Averla Jet, mentre ha squalificato. sbagliato Attalo, non riesce a progredire più di tanto a trazione. Ma il ritmo è sempre serrato con Applewise che si mantiene in vantaggio a 100 dalla conclusione. Applewise se ne va per concludere nettissima vincitrice nei confronti di un comunque valido Aleandro ZS. Terzo posto per Averla Jet, 1,14 netto, ma c'è un 28,9 a chiudere a seguito di un 29,1 che significa 58 netti per gli ultimi 800 metri. Il ritorno così al successo per Applewise AS. In sediolo un deciso Roberto Vecchione che conquista subito la testa. Il training è quello di Eric Bondo ed è appena la terza vittoria in carriera per Applewise AS, che comunque cavallo che ha militato anche in prima categoria, oggi ritrova la via della vittoria. 1,14 il ragguaglio conclusivo, che misura notevole comunque su pista allentata sicuramente dalla pioggia. Buon secondo posto per un ottimo Aleandro ZS che agisce tutta strada scoperta all'esterno, purtroppo ha sbagliato a trazione e non si è visto così all'opera l'allieva di Gennaro Casillo. Il terzo posto l'ha conquistato una progredita Averla Jet.